Il modello Vaia, noi non siamo andati in deroga a tutte le leggi dello Stato come per il Ponte Morandi, ne erano state individuate 17 e non in tutte le leggi, ma su alcuni articoli delle leggi, il codice ambientale parecchi articoli, e devo dire che insomma, se usciamo dal Veneto, il Veneto è diventato un riferimento nella ricostruzione post-alluvione esattamente come lo è stato il Friuli per quanto riguarda il terremoto. Un modello di riferimento nella gestione dell'emergenza siccità c'è già e non occorre andare lontano. A poche ore dall'annuncio di un decreto ad hoc da parte del governo con l'individuazione di un commissario straordinario, Giampaolo Botaccini ricorda Vaia, ma soprattutto la ricostruzione che ne è seguita, questo grazie al cosiddetto potere di deroga. Questo ha consentito, per quanto riguarda per esempio Vaia, di mettere a terra oltre 1 miliardo di euro di opere realizzate nel giro di 3-4 anni, cosa che sarebbe stato assolutamente impossibile se avessimo dovuto rispettare tutte le normative vigenti che ci sono in questo paese. In verità Botaccini aveva già chiesto un intervento al governo nel 2017, altro annus horribilis per la siccità, appello rimasto inascoltato e che riguardava soprattutto la realizzazione di opere idrauliche. Su questo io chiedo da tempo una semplificazione normativa, perché noi il piano l'abbiamo fatto come regione un piano importante di accumulo dell'acqua con bacini sparsi sul territorio e così via, ma sono opere che richiedono tutta una serie di autorizzazioni, un iter burocratico particolarmente complesso e che non sempre può essere realizzato, anzi quasi mai in questo paese, in tempi brevi. Un commissario servirebbe anche a evitare tensioni come quelle in essere tra Veneto e Trentino, dove certo i bacini idrografici non seguono i confini. Concetti ribaditi nel giorno in cui in via Orsenigo, alle porte di Treviso, si avviano i lavori di riqualificazione della discarica. All'orizzonte c'è il Monte Cesen, appena imbiancato, ma non basta, come non bastano le poche gocce di pioggia cadute nelle ultime 48 ore. Nell'ultimo quadrimestre le precipitazioni sono state inferiori del 21% rispetto alla media storica e partivamo già da una situazione compromessa, quella dell'anno scorso, soprattutto per quanto riguarda le falde. La neve peraltro è stata una spruzzatina e quindi con le temperature che sono previste nei prossimi giorni durerà ben poco. Quindi la situazione si preannuncia complessa anche per quest'anno, come per l'anno scorso.